Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura la morte del 34enne Simone Lo Turco. Il decesso è sopraggiunto mentre il giovane si trovava in Sri Lanka con un cugino ed alcuni amici. A stroncarlo sarebbe stata una polmonite fulminante. Intanto il sindaco di Giardini Naxos ha indetto il lutto cittadino. Incidente stradale ieri sera lungo la statale 115 Vittoria Gela, siamo in territorio di Acate, nel Ragusano. Qui un 34enne di origini senegalesi è stato investito mentre viaggiava su una bici da un furgone. L'uomo è morto questa mattina in ospedale. La Procura di Siracusa ha invece aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul cadavere di Rosario Decente, il 52enne rinvenuto priva di vita nel pomeriggio di sabato 10 febbraio in una cava del Siracusano. Era scomparso da una comunità in cui era ospite lo scorso 30 gennaio. E passiamo alla politica con la nomina di Simone Ficarra come nuovo coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Catania, un movimento giovanile di Fratelli d'Italia. La sua nomina segna l'inizio di un nuovo capitolo con l'ambizione di continuare a rafforzare la presenza e l'influenza giovanile nel mondo politico catanese. E in chiusura il meteo, in Sicilia il ciclone di Carnevale sarà ancora in azione per le prossime 24 ore, poi spazio all'alta pressione in tutta la regione. Domani potrebbero ancora abbattersi piogge, strascichi del maltempo di un weekend appena trascorso. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.